Ecco Mauro, come sempre questo colore particolarissimo nella bottiglia da uomo, visto che mi hai dato con quella bottiglia da uomo, non quel taglia uomo. E ecco com'è andato la Stella Veneta, è il suo secondo Vinitaly, l'anno scorso c'era la curiosità, la sorpresa, com'è andata quest'anno? Quest'anno direi molto bene, siamo assolutamente soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto al Vinitaly. In un anno abbiamo incrementato notevolmente i contatti e quindi speriamo anche di concludere un lavoro sostanzialmente più importante. Sicuramente a livello di notorietà il salto è stato notevole. Quest'anno poi oltre qui abbiamo questo rosato da uva Nebbiolo, uno dei pochi, non è che ce ne sono tanti alla fine in Langa. No, in realtà il rosato gode di un momento molto favorevole, tanti produttori hanno iniziato a fare il rosato anche in Langa, spesso con altre uve, Dolcetto, Barbera e qualcuno anche col Nebbiolo. Noi avevamo a disposizione questo Nebbiolo che arriva da una vigna piuttosto in alto, quindi siamo intorno ai 500 metri, ed è un vigneto di Nebbiolo quasi d'Alba. alta Langa, Quasi alta Langa, per cui insomma riusciamo anche a fare un prodotto credo piacevole ed interessante. No, molto piacevole e anche originale nel panorama dei rosati, cioè si sente che è Nebbiolo, però è un bel rosato da pasteggio. Ecco, invece quest'anno avete avuto anche il battesimo del fuoco a Nebbiolo prima, no? La manifestazione dove tutti ricordiamo, tutti i Barolo dell'annata 2013 in questo caso sono uno accanto all'altro, ecco lì era un banco di prova molto... Questo è stato un test importante, i riscontri sembrano molto positivi, poi insomma il riscontro più positivo alla fine è il cliente finale che ti dice ho bevuto il tuo Barolo, mi è piaciuto, oppure il giornalista che è stato diciamo servito alla cieca. Serviti alla cieca, sicuramente è stato importante questo, e quindi quando ti dicono è un Barolo che dimostra la crescita dell'azienda, questo è sicuramente una grossa soddisfazione che ti spinge a lavorare sempre meglio, insomma. Allora facciamo questo brindisi a Barolo, che Cannubi non è solo la mia collina preferita ma è un po' di tutto il mondo, questo grande Langhe. Allora abbrindiamo al 2013. Cannubi è la storia del Barolo, quindi insomma bisogna trattarlo con rispetto. Io credo di averlo fatto ovviamente sul vino, la parte packaging me ne assumo solo una piccola parte di responsabilità, ma insomma per quanto riguarda il vino invece credo di averlo rispettato appieno. Salute.